grazie a voi per essere venuti. Io sono Alessio Conte, sono consigliere del direttivo dell'Associazione Culturale Locure. Quest'oggi parleremo di Dante, faremo una sorta di bis di un evento che abbiamo già fatto con successo a Giais il mese scorso, che è stato molto partecipato. Prima qualche parola dell'Associazione Locure. L'Associazione Locure è un'associazione di giovani che ama il proprio territorio e che vuole divulgare le particolarità del proprio territorio. Oltre a questo poniamo anche la missione di valorizzare i talenti, i giovani talenti del nostro territorio, come nel caso di Buon Joshua, che oggi ci inizierà con la spiegazione anche su Dante. E detto questo, non vorrei togliere via il tempo perché siamo già un pochettino in ritardo. Vorrei solo ricordarvi che le nostre attività sono tutte volontarie, quindi non riceviamo stipendio, non riceviamo niente, e che in caso una donazione ben accetta perché ci darebbe un grande contributo a mandare avanti le nostre attività. Potete mettere qualunque cifra, un centesimo, 2 centesimi, 2 euro, 5 euro, no, in questa gara. No, anche quello va bene. No, va bene. Pertanto vi ringrazio e passo la parola all'assessore Cimarossi che a nome del comune farà il saluto. Sì, metto in ingresso. Grazie. Bene, siccome abbiamo pochissimo tempo, innanzitutto ringrazio tutti i presenti che sono qua, soprattutto perché sono qua quasi contemplati. Come ho detto l'altra sera, io da sanitario devo complimentarmi per quelli che sono qua coperti e difesi dal vaccino, perché non sta succedendo proprio così. Sicuramente nelle le comunicazioni che vi fa il nostro sindaco si spera che quest'anno ci sarà un Natale diverso, però non abbiamo ancora sconfitto il Covid-19, quindi alza la guardia e apre le barricate. E Ignacio Jason Renault, che è alla fine quello che è iniziato questo percorso, Locure, no? E questo sentirete il Presidente che io onesta, ma ringrazio anche il nostro concittadino che è io lo chiamo emerito, però sicuramente lui ci darà un'impronta locale a quello che faremo oggi. Dopo che avremo sentito Joshua, che darà la sua impronta da, posso dire, sotto l'acqua. Da sotto l'acqua. Bene, buona giornata e buona ascolto. Questo evento che riflettiamo che noi dopo averlo fatto con una modalità un po' diversa a Giais. Oggi in qualche modo si replicherà un po' la formula, ma ci saranno naturalmente delle differenze. Ci sono gruppi musicali, parleremo naturalmente di un'altra variante di Milano che ha le sue particolarità, e cioè del Pugliese, oggi grazie alla produzione anche che farà Fernando, che ha fatto Fernando e che Fernando vi presenterà. Io mi limiterò a fare 3 appunti circa Dante in Friuli e circa la conoscenza di Dante in Friuli e circa la conoscenza del Friuli di Dante. Sono 3 momenti che spero riuscirò a tenere abbastanza brevi, così poi riusciremo a vedere anche dell'operazione che ha condotto Fernando Del Masio molto interessantemente. Leggeremo insieme a lui il Pugliese, il 33esimo, dei pezzi abbastanza importanti del 33esimo dell'Inferno, quindi la vicenda molto più sedicente del Conte Ugolino. Leggere il Pugliese sarà ancora più interessante, perché alcune scelte linguistiche sono davvero interessanti secondo me. Ci sono 3 piani, io semplicemente cerco di togliere la mascherina, perché sennò sto fatica, a distanza. Ci sono 3 piani sui quali mi piace parlare di Dante in Friuli. Un primo piano che è quello fisico, e qui sorge immediatamente la domanda che molti si sono posti, cioè se Dante sia effettivamente stato sul territorio di quello che oggi è la nostra regione.
partirò da lontano per cercare di rispondere a questa domanda e arriverò, si spera, a dare una non risposta rispetto alla presenza fisica di Dante sul nostro territorio regionale. Un secondo piano naturalmente è quello dell'opera, dunque il recepimento, la tradizione dell'opera dantesca, e non parliamo solo della Divina Commedia, di cui abbiamo una bellissima copia per un via del 1880, qui in possesso della settore Cimaroschi. Abbiamo un'edizione del Musano del Sategno degli anni 70 trovata in un mercatino dell'antiquariato Bologna, dove sono riuscito a trovare tutte le canti, che sono molto contenti di questo. Abbiamo un grande ripiano con le rime di Canova e il diario di Eloquenza, da cui leggeremo anche qualche passo tra qualche minuto. E quindi il secondo piano dicevo, il piano dell'opera, del recepimento della tradizione dell'opera dantesca in Friuli e da parte dei friulani già in epoca naturalmente medievale. Il terzo piano naturalmente è il piano della lingua, cioè Dante compie una grande, forse la prima operazione linguistica dialettologica dell'Italia, la prima operazione di dialettologia scientifica, chiamiamola così, che vedremo con Dante, quando Dante sia scientifico nella sua trattazione degli dialettologia, e Dante dimostra in quest'opera di conoscere la lingua friulana, che aveva già delle sue testimonianze letterarie, e come vedremo appunto tra qualche minuto, e appunto Dante colloca questa lingua locale, questa parlata locale, all'interno del quadro delle lingue friuli-pensa appartenenti alle lingue italiane. Sul primo piano, appunto, vi ho detto, darò una non risposta. In occasione del Dante D, che si è svolto il 25 marzo, il 25 marzo è ogni anno, da quando si è deciso di stabilire l'anno dantesco, e questo è l'anno dantesco, il 25 marzo è il Dante D, appunto, e ricordiamoci che il 25 marzo è il giorno in cui si pensa Dante all'inizio del suo viaggio dell'inferno. Il famoso giorno nella selva è il 25 marzo. In occasione del Dante D, la rivista, il portale anzi, riviste friulane, ha pubblicato digitalmente un contributo molto interessante del 1930 di un certo Giuseppe Costantini, che cerca appunto, che era apparso nella Panaglia del 1930, che cerca appunto di capire se Dante potesse essere stato un figlio. Ovviamente dobbiamo parlare della protagonista del 1930, è ovvio che per la temperie culturale dell'epoca era piuttosto importante rimarcare l'italianità del Friuli e come rimarcare meglio l'italianità del Friuli se non attraverso una ricostruzione più o meno realistica della presenza del massimo poeta sul territorio in epoca, mentre era ancora vivo. Ed è facile naturalmente compiere questa operazione, se noi ci ricordiamo esule da Firenze, girò in la penisola, quindi fare indicazioni su dove possa essere andato è possibile più o meno a chiunque in qualsiasi angolo d'Italia. Costantini compie un'operazione secondo me molto interessante, e cioè in realtà prima la presenza di Dante è la presenza di profili toscani in Friuli. Noi sappiamo benissimo che il Friuli accolse sin dalla fine del XIII secolo, per più o meno un secolo la spicciolata, ma per anche più tempo in realtà, molte famiglie toscane. Perché molte famiglie toscane si rifugiano in Friuli? Perché come sappiamo da Dante, ma come sappiamo da tante altre vicende, la Toscana non era un bel posto in cui vivere. Era un posto dove le città combattevano costantemente tra loro, dove anche all'interno delle città le diverse fazioni politiche, criminali, quelle civili, quelle bianche, quelle neri, si combattevano tra loro, ok? E dove forse, se si era una famiglia benestante, ricca, che godeva di quell'inizio di quello che viene chiamato proprio capitalismo toscano, che appunto ha i soldi per spostarsi e magari anche i soldi per dire ma io gli affari li faccio da un'altra parte perché qui è difficile farli, si sposta. E il Friuli era un luogo estremamente interessante per queste famiglie benestanti che volevano spostarsi, perché era una terra all'epoca più legata alle dinamiche del mondo germanico, quindi al mondo del Sacro Romano Impero, che a quelle d'Italia. Quindi era un luogo perfetto per le famiglie facoltose che non volevano avere che con la politica italiana.
era anche un luogo splendido perché l'attività economica era piuttosto facile da svolgere in Friuli, perché il Friuli è una terra ancora molto legata a un feudalesimo piuttosto tradizionale, che però aveva un quid che rendeva interessante a delle famiglie facoltose la loro presenza qui, cioè i feudatari avevano poco denaro ed erano molto ben disposti ad affittare anche per tempi lunghi, in cambio di cospicue cifre, i loro terreni. Quindi queste famiglie toscane arrivavano, affittavano dal feudatario i terreni, che non vuol dire che semplicemente avevano un basso affittamento di terreno, significa che potevano risolvere tasse, esercitare la giustizia, abusare ovviamente di tutto quello che era presente, e quindi potevano fare delle vere e proprie speculazioni in una terra dove il proprio capitalismo toscano ancora non era arrivato. Noi sappiamo benissimo che molte famiglie si rifugiarono a Cividale, che molte famiglie toscane si rifugiarono a Cividale, che era un luogo dove tra l'altro c'erano anche ebrei, interessantemente, era un luogo anche di presenza ebraica, sempre per motivazioni simili, cioè legate a speculazioni. Cividale era anche un centro politico, perché era un luogo abbastanza importante, insieme con Udine, Aquileia ormai era completamente decaduta, nonostante Coppone, il patriarca, avesse provato a mettere in piedi la gloria della città. Era un luogo importante appunto anche come sede patriarcale, naturalmente. C'è un bel articolo sulle presenze toscane in Friuli, a Cividale, scusatemi, sulle cure, se andate a cercare Cividale nel nostro sito, vi trovate riferimenti qua, trovate un articolo molto bello sulle presenze toscane. Giusto per darvi un'idea di queste presenze toscane, voi tutti conoscete i Manin, l'ultimo doge di Venezia era un Manin. Quando si tentò l'esperimento della Repubblica di San Marco nell'800 contro gli austriaci, c'era Manin che portò avanti appunto le rivolte di Venezia. Manin non era altro che una famiglia toscana, i Manini, trasferitasi in epoca tarda medievale in Friuli, ha perso la I naturalmente perché Manin suonava troppo male per un senatore veneziano, e questa famiglia toscana poi diventerà una delle protagoniste della tarda storia della Serenissima Repubblica di Venezia, ma loro erano di origine toscana, avevano parenti affari in Toscana. Anche Dante sappiamo che aveva le medesime problematiche, che queste famiglie facoltose vivevano a casa loro, e per cui avevano deciso di trasferirsi in Friuli. E dunque Costantini arriva a dire: ma a questo punto è perfettamente possibile, anzi è plausibile, che Dante si sia recato in Friuli, e individua un periodo di tempo tra il 1302 e il 1318 in cui secondo lui Dante fu ospite ad un certo punto della corte patriarcale dello Sumidine a Udine. La leggenda vuole che appunto fu a Udine, Costantini cerca di portare delle prove di questa cosa, e anche nella Valle del Zonzo, dove Costantini dice che esiste un toponimo, una grotta chiamata in lingua slovena Dantorna Jama, questo lo chiama a Dante, e lui tenta di legare questo toponimo sloveno alla presenza dantesca, e peraltro cerca anche di ravvisare nell'opera dantesca così delle scenografie che possono ricordare il terreno carsico e molto interessante della Valle del Nazione, che può ricordare un po' alcune scene infernali. Diciamocelo chiaramente, tanti giorni in Italia possono ricordare scene infernali, tant'è che, per esempio, per rimanere sempre da noi, anche Giuseppe Malattia della Vallata cerca di dimostrare attraverso delle scenografie infernali che Dante fu in Valcellina. Difficile naturalmente dire se sia vero o no. Carino pensare che possa essere accaduto, e sicuramente non è impossibile, perché sappiamo benissimo che Dante girò in lungo e in largo per la penisola italiana. Che non sia mai venuto a Udine, direi che è un 50-50. Perché no? Perché sì, certo, non abbiamo un'indicazione certa. Quindi la prima risposta è un ni, uno sni, non so, può essere, pensiamoci. Il piano dell'opera invece è un piano che ci offre una documentazione assolutamente certa. Quando parlo di opera non parlo naturalmente solo di manoscritti, possono pensare ai manoscritti,
parlo anche di testimonianze materiali della conoscenza dell'opera dantesca. E ce ne sono varie e di data anche abbastanza interessanti. Partendo appunto non dai manoscritti, che credo siano ancora i manoscritti friulani della Divina Commedia, credo siano ancora in esposizione aziendale, o se non lo sono ancora, lo sono stati fino a pochissimo tempo fa. Ci sono alcuni manoscritti molto importanti, in particolare conservati alla Guarneriana di San Daniele, ma anche da alcune famiglie private. Ma appunto, non partendo dai manoscritti di cui parlerò tra pochissimo, una prima testimonianza della conoscenza dell'opera dantesca è una campana del Duomo di Gemona, che è stata fusa, lo sappiamo con certezza, nel 1725 e che riporta pari una terzina del paradiso. Quindi noi sappiamo di per certo che l'artigiano o il chierico che ha commissionato o che ha realizzato tale campana nel 1725 conosceva l'opera di Dante a tal punto da voler mettere appunto sulla campana fusa in un anno in cui siamo sicurissimi una terzina del paradiso. Noi sappiamo, abbiamo anche testimonianze pittoriche. Qui vicino a noi, nell'atrio della Basilica Abbaziale dei Benedettini di Sesto Regina, abbiamo due grandi affreschi rappresentanti il paradiso dell'inferno, che secondo gli storici dell'arte sono chiaramente ispirati all'opera dantesca per il loro contributo iconografico. Un altro affresco con richiami a Dante, o perlomeno questo pensano gli storici dell'arte, è del 1515 nella chiesa di San Filippo e Giacomo, se non sbaglio sempre, a San Daniele, così come la Guardia. Arrivando invece ai manoscritti, noi abbiamo un primo manoscritto del 1466 di Niccolò Plancini, discendente di una famiglia di origine toscana, fa una copia, naturalmente, della Divina Commedia e la postilla. Questa copia è ancora in possesso della biblioteca guarneriana ed è peraltro una copia di estremo pregio e di anche interesse. Ora non so se nell'edizione critica della Divina Commedia sia stato considerato questo testimone, però vedendo l'anno potrebbe anche essere. Poco dopo, nel 1466, noi abbiamo notizia scritta di altri 4 codici, altri 4 manoscritti danteschi in possesso di biblioteche private, quindi tardo XV secolo. E conosciamo naturalmente anche il fatto che ce ne fosse uno nella biblioteca guarneriana di San Daniele Grande. E questo, che era presente nel tardo XV secolo della biblioteca guarneriana, è assolutamente interessantissimo per la storia della letteratura, perché contiene la più antica versione latina dell'Inferno di Dante, quindi la più antica traduzione in latino dell'Inferno. Ricordiamoci naturalmente che potrebbe sembrare un po' assurdo a noi pensare di tradurre in latino l'Inferno di Dante. All'epoca il latino era l'inglese, per cui una traduzione in latino fatta verosimilmente da un chierico o posseduta perlomeno da un chierico, più o meno le uniche persone insieme forse con i mercanti che viaggiavano davvero, potevo dire che magari questa traduzione latina potesse arrivare ai limiti estremi della cristianità, Polonia, Lituania, dove un'opera come quella dantesca, che certo non è un'opera assolutamente religiosa in senso stretto, perché ovvio non è una Bibbia, insomma, però è un'opera letteraria estremamente interessante per la civiltà cristiana dell'epoca, è un'opera che circolante in latino poteva avere un assoluto successo, per quanto i criteri di successo letterario all'epoca fossero numericamente molto diversi da quelli che sono oggi. Insomma, la gente che leggeva, scriveva, poteva comprendere, era relativamente poco. Però un inferno in latino significava garantire una circolazione anche al di là dei confini d'Italia, naturalmente. Questo dunque il piano dell'opera. Noi dunque siamo appunto assolutamente certi che già relativamente poco tempo dopo la morte di Dante, in Friuli erano presenti persone che ne conoscevano l'opera. Considerando
anche la velocità con la quale la cultura circolava all'epoca, non è quella con cui circola alla nostra epoca, questo ovviamente mostra come quest'opera dovesse già, dopo pochissimo tempo, di una grande fortuna. Il terzo e ultimo piano è il piano della lingua, cioè Dante quale conoscenza aveva del friulano, della linguistica del Friuli, ma non solo, perché in realtà nel lingue europee noi capiamo, come cercherò di spiegare in questi pochi minuti. Dante dimostra una conoscenza sorprendentemente precisa della linguistica, anche in termini moderni, seppure con alcune sviste gigantesche. E cercherò di spiegarvi velocemente cosa intendo. Innanzitutto poi, se volete approfondire maggiormente la questione anche su qualcosa di scritto, c'è un articolo sempre sulle cure, trovato in riferimento qui, scritto da Linda Riccioli qualche mese fa, che si intitola C'è spazio, Dante e il Friuli, in cui spiega in breve e in parole semplici quali fossero le conoscenze di Dante sul friulano. Quindi se poi volete andare a prendere qualcosa che dirò, potete tranquillamente andare sul nostro sito, motore di ricerca, scrivete Dante, per l'interno, trovate tutto quello che vi può servire. Dante conosceva sicuramente la lingua friulana, lo sappiamo perché lo scrive. Questo è in questo libro qui, il vulgare eloquenza, scritto in latino. E andiamo a capire che cos'è un po' questo del vulgare eloquenza. Prima di fare questo, 2 secondi su appunto la storia della letteratura friulana delle origini. Noi abbiamo testimonianze del friulano già dal 1300. Le prime testimonianze sono quelle di avvocati notai che fanno delle annotazioni all'atto di opere in latino, in friulano, che riportano, per esempio, come accade anche nel caso di altri volgari italiani, altri volgari d'Italia, scusate, nel mio caso sono questa cosa, di testimonianze di tribunale. Tutte le persone semplici che venivano portate a testimoniare in tribunale ovviamente non parlavano in latino, parlavano in quella che altri avrebbero definito lingua rustica, e dunque notai e avvocati riportavano paro paro quello che le persone dicevano in testimonianze, e quindi abbiamo le prime testimonianze. Le prime testimonianze letterarie poi saranno di 100-150 anni dopo, in cui inizia a nascere anche la poesia friulana, che naturalmente si trova a competere. Abbiamo detto che il Friuli è un luogo molto fortemente legato in realtà alla Germania. Questo rimane vero più o meno fino al XV secolo, già nel XIV, anche grazie a presenze toscane e poi a causa naturalmente della conquista veneta, il Friuli si orienta poi verso l'Italia, però fino alla conquista veneta del 1410, il Friuli e il Patriarcato sono fortemente legati al mondo delle pratiche, quindi al mondo germanico, perché anche la maggior parte dei patriarchi proviene dalla Carinzia, dalla Baviera, la nobiltà friulana proviene molto spesso dal mondo di lingua tedesca, e dunque il friulano, queste prime testimonianze friulane naturali, si trovano a competere immediatamente con testimonianze di lingua tedesca, poeti che vivevano alla porta patriarcale scrivano in tedesco, penso a von der Vogelweide, per esempio, un grande minesenghe all'origine della letteratura tedesca, stava alla corte patriarcale, è quello che trovate in piazza Bolzano, quando lo trovate in piazza Bolzano, che guarda Dante, che sta in piazza a Trento. C'è la statua di Dante che guarda verso il nord e la statua di Walter che guarda verso sud, e si guardano negli occhi a distanza di 80 km. Questo è anche carino come ricordo. E naturalmente, oltre a competere con la lingua tedesca, compete piano piano anche con il modello toscano, con il modello imposto da Dante, Petrarca e infine Boccaccio, e che man mano che la geopolitica friulana si orienta verso il mondo della penisola, levandosi un po' dall'influenza del mondo di lingua tedesca, il modello toscano che si imporrà. Pensate 1525, le prove della lingua di Pietro Bello è veneziano,
costruire una grammatica della lingua toscana, il modello toscano nel corso del XV e del XVI secolo soppianta piano piano tutti gli altri modelli, compreso quello veneto, che pure aveva una grandissima tradizione letteraria e aveva una grandissima potenza navale e economica dietro di sé. Questo appunto per quanto riguarda le prime testimonianze del Friulano. Noi sappiamo che Dante conosce il Friulano, forse appunto per i suoi viaggi, potrebbe essere che sia stato lui, ne abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, ma appunto che sia stato per i suoi viaggi oppure per sentito dire per documenti di cui aveva possesso, lo sappiamo grazie alla dottrina di Potenza, come dicevo. Che cos'è la dottrina di Potenza? È una disamina che Dante fa passando in rassegna 14 tipi di vogliari d'Italia. Quindi lui prende appunto questa operazione di Italia, dice quali sono i vogliari che parliamo, che si parlano in Italia. Sono 14, la sua conclusione è che fanno tutti più o meno della Mezzogiorno dura così. Quindi mi guardano tutti, dice sì, questi dicono così, dicono colà, dicono ma non vanno bene, è solo che scambiamo. E questo è la sua conclusione, perché il suo obiettivo naturalmente è trovare un volgare valido ed elevato quanto il latino. Un volgare che appunto lui definisce illustre, questo ve lo ricorderete forse anche da scuola. Ovviamente lui, come dicevo, finisce per individuare come volgare illustre il fiorentino, non solo il toscano. Il suo obiettivo finale, diciamo, è riuscire a trovare una lingua che può essere usata da un'ipotetica e futura curia imperiale d'Italia. Lui si immagina se l'Italia fosse in qualche modo unita e avesse un imperatore, un re, un governante, che lingua si potrebbe parlare alla corte di questa persona? Alla corte dell'imperatore tedesco si parla il tedesco, alla corte del re di Francia si parla la lingua d'Oil, nell'ipotetica corte del re d'Italia, che lingua si parlerebbe? Il fiorentino ovviamente. Nell'opera, come dicevo, lui dimostra, ed è questa la cosa più interessante, non tanto che lui esclude malamente tutti i 13 vogliari italiani che fanno il fiorentino. Nell'opera lui dimostra una conoscenza linguistica piuttosto ben definita. E vi dico tutti i punti. Lui è in grado di dividere le lingue d'Europa in maniera abbastanza precisa tra le lingue germanico-slave, quindi metteva proprio insieme le lingue germaniche e le lingue slave, cosa che noi oggi non faremmo come linguisti, però riconosce la loro identità e ne riconosce anche una collocazione geografica abbastanza precisa. Le lingue romanze, quindi lui è in grado di capire l'italiano, francese, provenzale, spagnolo, catalano, sono tutte lingue simili, ok? E naturalmente il greco, che lui non conosceva ma di cui aveva naturalmente notizia come tutti i uomini di cultura medievale. Ha molto chiaro il concetto di evoluzione linguistica, cioè lui sa come gli esseri umani, come le specie, direbbe Darwin, le lingue si evolvono, cambiano nel tempo, assumono nuovi tratti, si mischiano tra loro, si influenzano tra loro. C'è però un grosso problema. Lui vede il latino e il greco come lingue artificiali, costruite dopo che esistevano già le altre lingue. Cioè lui fa un'operazione molto strana. Lui parte dalla parola di Babele, naturalmente. Fino alla parola di Babele esistono già i volgari italiani. Come esisteva la lingua d'Oil, il provenzale, esistono già le lingue che noi vediamo in Europa. E gli intellettuali, facendo un'opera di astrazione, hanno messo insieme le lingue romanze e hanno costruito il latino. Hanno messo insieme i dialetti greci e hanno costruito il greco. Quelli sono la grammatica, ma poi le persone parlano un'altra cosa. Cioè lui non riusciva a capire che in realtà i volgari italiani sono derivati dal latino, che sia una lingua che col tempo è stata grammaticalizzata, quindi è diventata artificiale, dunque lui la studiava sulle grammatiche, che però è una lingua che qualcuno effettivamente non tempo parlava. Lui è convinto, lo dice abbastanza chiaramente, per esempio che Cicerone parlasse il volgare italiano, ma scrivesse in latino, perché è la grammatica. Okay? E questo naturalmente crea qualche problemuccio. Ha però
Un altro concetto che secondo me è interessantissimo è col quale più o meno mi avvio alla conclusione prima di passare la parola. Lui ha un concetto che secondo me molte persone forse anche in sala non hanno chiaro, e cioè che tutti i volgari italiani, quelli che oggi scientificamente si potrebbero chiamare parlate locali, parlate regionali, sono tutti indipendenti e non dialetti di una lingua. Okay? Io da linguista sono costretto ogni volta a correggere le persone che mi dicono che il friulano, il veneto, il napoletano sono dialetti dell'italiano. Non è così. L'italiano è il nome che noi diamo a una versione ripulita di toscano, originariamente di Dante di Franco Boccaccio, che è stata assunta piano piano a lingua culturale di tutta la penisola e poi con l'unità d'Italia è diventata la lingua nazionale che oggi chiamiamo italiano. Potremmo benissimo chiamarla toscano letterario e sarebbe uguale, perché dice Shakespeare, una rosa con un altro nome non profuma diversamente. Okay? Il Veneto, perché tante persone si confondono perché dicono ma alcune lingue, alcuni dialetti sono protetti dalla legge, altri no. Al linguista non interessa che cosa fa la politica con la lingua. Okay? Il friulano è una lingua indipendente tanto quanto il veneto o il napoletano o il siciliano, nel veneto e nel napoletano sono protetti dal legislatore, non sono nominati dall'istituzione, e questo da linguista per me è un errore, perché se dobbiamo nominarlo tutti dovremmo nominarlo tutti, perché ogni lingua deriva, ogni dialetto d'Italia, che vengono chiamati dialetto d'Italia, ma sarebbe meglio chiamarlo parlate, per quanto mi riguarda, deriva indipendentemente dal latino, al massimo si influenza con le sue lingue contigue, ok? Però, come l'italiano, quello che noi chiamiamo italiano, si è sviluppato indipendentemente dal latino, così il veneto si è sviluppato indipendentemente dal latino, il friulano si è sviluppato indipendentemente dal latino. E in questo senso nessuno è un dialetto l'una dell'altra, se vogliamo sono tutti dialetti del latino. Okay? Questo spero che la gente lo porti a casa quel giorno, perché questa è la linguistica, tutto il resto sono fandonie che forse i maestri di una volta insegnavano e applicavano le persone sulle mani, sbagliando perché evidentemente erano degli ignoranti. Detto ciò, lui dimostra dunque, con il divulgare l'eloquenza, di avere un'idea abbastanza chiara su che cosa fosse per lui l'Italia, sia fisica che politica e naturalmente linguistica. L'Italia per lui era il luogo in cui si parlavano dei volgari romanzi. Okay? Tant'è che lui, nel primo passaggio del principio cioè forum iuni, vero, e Istria, non misleve Italia esse possunt. Traduzione, Friuli e Istria poi non possono appartenere all'Italia. Ricordiamoci anche che nella Divina Commedia lui dice che Pola chiude l'Italia, okay? Perché lui riesce a capire che fino appunto alla punta dell'Istria, fino a Pola, ci sono persone che parlano dialetti romanzi, lingue romanze. Okay? In particolare, se pensiamo all'Istria, all'epoca la teoria dell'unità ladina pensa che forum di ladino, qui a partire da Friulano si parlasse almeno dei religioni svizzeri fino alla punta dell'Istria, verosimilmente c'erano anche lingue neolatine in realtà non molto legate alle lingue neolatine d'Italia, ma più per esempio al romeno attuale, quindi l'istro romeno, però Dante riconosce che fino lì si parlano delle lingue romanze. Quindi lui ha questa idea molto chiara. Come dicevo prima, Dante giudica negativamente tutti i volgari che lui esamina nella sua opera, tranne il fiorentino, perché appunto cerca di volgare illustre, cardinale, aulicum e curiale, che sia una lingua appunto illuminata dall'alto, reductio ad unum, okay? Quindi la volontà di dire qual è la lingua che parlerebbe Dio, se volesse parlarla Dio. Cardinale, cioè prima, una lingua che sia prima inter pares, cioè una lingua che ispiri tutti gli altri volgari d'Italia e che in qualche modo si ponga come modello, così come il latino è il modello grammaticale. Aulicum, cioè la lingua che potesse essere parlata nell'aula, okay, nella corte dell'ipotetico palazzo di questo ipotetico dell'Italia, e naturalmente curiale, cioè una lingua che potesse essere parlata dalla curia, quindi da coloro che stanno attorno al re, okay,
e dunque potesse essere una lingua di amministrazione. Se pensiamo per esempio alla storia di un'altra lingua romanza, il francese diventa importante quando, credo a metà del 1500, il re di Francia impone a tutta la burocrazia del regno di Francia di usare la lingua dell'Île-de-France. Da lì nasce il prestigio della lingua francese, che peraltro in Francia la politica linguistica, che è durata 500 anni di persecuzione delle lingue locali, ha sostanzialmente portato alla morte della variabilità linguistica di cui la Francia era ricca, portando quasi sul lastrico anche lingue letterarie importanti quali il provençale. Il friulano, in questo contesto appunto, non riceve un trattamento di favore, ne parlavamo prima con Fernando. Dante dà una testimonianza di friulano, quindi una testimonianza quasi di tutti i livelli di parla, e dice post hoc aquiile genesis et histrianos crederis et librimus qui cesfastu prudediter accentuando eructas. Dopo questi, lui aveva parlato prima dei milanesi e dei bergamaschi, dicendo che parlavano una lingua araba. Dice, dopo questi, se facciamo via aquileiesi e istriani, mette nuovamente insieme friulani e istriani, i quali prorompono in un rozzo cesfasto, ok? Porta una delle frasi forse più facili, ecco, di una qualsiasi lingua, cosa fai, ok? E poi va avanti dicendo assieme a queste mettiamo via tutte le parlate montanare, lui elimina tutte le parlate montanare, forse perché capisce che le parlate montanare sono quelle, non che lo capisca, ma lo intuisce, sono quelle che hanno conservato più nessi vocali, cioè più consonantici, ok? Perché sono quelle che sono state meno esposte all'evoluzione linguistica, all'evoluzione linguistica moderna, quindi sono quelle che suonano più dure, le parlate montanare, le parlate isolate, un po' come gli uccellini delle Galapagos sono rimasti primitivi rispetto ai loro omologhi del Sud America che nel frattempo si sono evoluti, così le lingue come il friulano, che è una lingua montanara, che sono rimaste isolate rispetto alle altre, rimangono un po' più crude, un po' più dure, consonanticamente parlando. E in questa sua testimonianza di friulano, lui mette innanzitutto una consonante di coppia, lo riconoscono tutti i linguisti, cioè sul CES c'è una consonante di coppia che non ha alcun motivo etimologico, perché c'è l'idea che qualcuno commenta che ad Dante non piacciono i sibilanti, per cui per farla suonare dura una cosa aggiunge apposta sibilanti anche in altre testimonianze linguistiche di altri vogliani per far capire che questi sono un diritto di origine sono meglio. E questo è sempre l'obiettivo, ricordiamocelo. Questo è appunto un po' quello che noi sappiamo rispetto a Dante e la sua conoscenza del friulano. Capiamo che appunto lui mette insieme friulani e istriani. Lo dicevo prima perché questa cosa è interessante dal punto di vista della storia del libro, perché non sarà, forse è il primo a mettere insieme, non sarà certamente l'ultimo. La teoria dell'unità ladina, su cui non uso molto, è che appunto un tempo il ladino, di cui il friulano è la versione orientale, andasse appunto dai regioni svizzeri dove si parla romancio, che è della stessa famiglia del friulano, passando per le Dolomiti dell'oggi Alto Adige, Belluno, Friuli, arrivando fino all'Istria, a Trieste. Gli ultimi parlanti di Tergestino, cioè il dialetto friulano di Trieste, sono morti fino all'800, noi abbiamo testimonianze di famiglie triestine parlanti friulani e non veneto, non perché immigrati, ma perché originari di lì, a differenza di tutti gli altri che sono immigrati e parlavano veneto. E appunto questa teoria dell'unità ladina in qualche modo è sostenuta anche da Dante, è una teoria davvero molto interessante che appunto in cui noi oggi vediamo delle rimanenze degli svizzeri tra i valli ladine in Alto Adige Trentino il friulano naturalmente, che sono però separati geograficamente. Tutto il successo naturalmente che tra i regioni svizzeri e le vallate ladine è intervenuto
immigrazione e prestigio linguistico di popolazioni di lingua diverse. Quindi hanno separato i parlanti ladino dei territori svizzeri da quelli delle valli ladine. Nella valle del Piave, nel Veronese, invece, sono risalite persone parlanti veneto e il prestigio linguistico di Venezia ha portato alla separazione tra di fatto Simulais, Plaut, Erto e i loro amici della Valle di Fassa, tant'è che linguisticamente anche le parlate di Simulais e di Erto sono considerate più simili al ladino originario della Valle del Piave, dove si parla del Mato, che è una versione di Veneto transitante verso il ladino, che non al friulano. Questa è un po' una storia che Dante riesce oggi a trasmetterci. Io vi lascio con il buon Fernando Del Mastro che ci farà sentire appunto la sua produzione in inglese, spero che abbia lasciato sufficientemente, sì, e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, di solito mi fanno parlare per l'ultimo, non perché io sia il più importante o il più esperto, ma solo perché ho una voce talmente alta che tendo a tirare sull'attenzione dell'uditorio per caso si era un po' attenuata, diciamo. Quindi ho questo unico merito. D'altro canto, di fronte a un ragazzo meno che trentenne che conosce 4 o 5 lingue moderne e altrettante lingue antiche, io passo proprio solo in rispetto a lui, no? E mi fa piacere tra l'altro conoscere ogni tanto qualche ragazzo che veramente si distingue in mezzo a una plebe che è proprio scansetta, diciamo, non dal punto di vista culturale. E allora mi faccio di lui auguri perché si può venire e andare avanti, penso, spero, molto soddisfatto. Detto questo, prima di leggervi premetto, state tranquilli, io mi sono cronometrato, le letture occuperanno 11 minuti, la premessa 3-4 minuti, per cui in un quarto d'ora o poco più dovremmo cavarcela, anche perché a un certo ora parla in più, Allora vi dicevo che quando mi è stato chiesto da Paolo Cimarosti, di fare un suo lavoro di traduzione dalla Divina Commedia, mi sono un po' così, ma come? Due motivi. Uno, mi sembrava di trovare una parte del capolavoro del grande nostro Dante Alighieri, no? E secondo me non è difficile, perché effettivamente passare dalla lingua italiana di Dante, che è già una prima volta, prima l'italiano del Saulo, prende terra per i figli, no? Primo documento positivo italiano, tavolo, è un italiano volta e tradurlo in dialetto che tutto ha, sai, elementi di cultura, è un dialetto che viene usato dai contadini, dagli artigiani, e basta per le necessità della vita di un giorno. Non era certo un invaso che si adattasse a scrivere di filosofia o di filologia o anche di scienze naturali, no? Sinceramente a me certi tentativi giornalistiche di scrivere trattati addirittura di meccanica quantissima, magari in lingua plurale, ma non posso rendere, perché devono praticamente pluralizzare termini italiani, se non addirittura inglesi o stranieri, che parlano un po' scura, sinceramente. E allora però, nonostante per questa di me Fernando Telle c'è meno, e ciò pertanto devo dire che a me sembra che sia prestabile la mia traduzione. A voi non so, certo che difficile è il nostro dialetto pugliese, non ha il passato remoto. Io ho usato o il passato prossimo, l'ho il passato remoto, oppure il presente storico, nel tradurre il passato remoto di Dante. Non è ricco di vocaboli, per cui ho dovuto, o qualcuno è raro o inventato il dialetto di mai sentito, perché l'ho voluto inventare. No? Per esempio, peccatore. Ma è sempre il peccatore. Si dice peccato, peccatore, no. C'è cosa che non si può dire, questo perché l'uomo, l'uomo è peccatore. Però era proprio
vai pianeta normale, siamo nel mio profondo. E dopo ho guardato il cavolo, naturalmente mi sono guardato di fare i giri di frase ridicoli che si fanno, per esempio quando il Vaticano ha voluto tradurre in latino alcune cose moderne, no? E diceva, non so, invece di bicicletta, che non esisteva ai tempi del latino classico e neanche quello medievale, no? La parola prima con di rota, sai che comunque no, ha fatto dei termini, dei giri di frase, no? Io facevo sinceramente a ridere, dopo hanno capito che era meglio che anche il Vaticano usassero o l'inglese o il francese o il marino moderno o l'italiano. Bene, detto questo, veniamo un po' al discorso che io vi dirò stasera. No? Sento un brano del canto 33esimo o 33esimo terzo, come si dice una volta, dell'inferno da canti da che gli altri canti che sono molte volte spesso sono teologia in versi più che teologia, no? E quindi piacciono un po' meno. Sarà perché uno è quello da Sazia il primo anno dell'inferno, il secondo e il terzo purgatorio qua io vedo che stufa soltanto, no? Sarà anche questo, anche questo. Però diciamo che l'inferno è il più bello. Almeno questo è ritenuto da me e da molti altri. D'altro canto, infatti una battuta tirata sullo spirito, dicono che sia meglio andare all'inferno perché le belle donne non sono tutte all'inferno. Infatti io invece che va fatta cosa diciamo che le mie difficoltà sono state un po' superate per il fatto che io per prima lingua ho imparato l'inglese. Si parlava l'italiano in prima lingua. Io sono del 43 di febbraio, 43 Regno d'Italia e RFC. Infatti sono nato di razza perché io sono di razza americana. Sono di razza americana. Io sono nato di razza. Dopo il Friuli è stato invaso talmente da tanta gente che chissà la razza che sono abbastanza bianco di pelle, quello sì, ma non vuol dire niente. Allora dicevo che veniamo all'episodio del canto 33esimo, di cui io ho tradotto i versi dall'1 al 27, dal 37 al 90, perché 9 versi sono un po' pesanti. È il canto del Conte Ugolino. Correttissimamente, il Conte Ugolino era un nobile, aveva quanti in unità, di Pisa, ed era di parte ghibellina come tutta Pisa, però a quanto pare dava che piotteggiava verso la parte guelfa, perché sapete che nel 1200 c'era la volta guelfa di guelfa col Papa, ghibellini con l'imperatore. E ringraziamo il cielo, che ci sono dato il Celotto, il Medioevo, che poi sono tornati fuori con la rivoluzione francese, eccetera, eccetera, tra papato e potere civile. Quindi se noi sono riusciti a fare delle robe là, noi non saremo più musulmani, che hanno per loro potere civile, potere religioso su uno. Per cui se uno è arabo deve essere un falso musulmano. Mentre noi di questo siamo abbastanza liberati, infatti io sono italiano, ma non necessariamente sono cristiano cattolico. Sarò cristiano vagamente perché sono battezzato, a parte che adesso non si battezza più neanche tutti quanti, una volta in più. Però praticamente non c'è questa bella divisione tra potere civile e potere religioso. Dobbiamo ringraziamo le lotte dei guerrieri di lì anche quello che cambiano. In queste lotte il Conte Ugolino era inserito chiaramente e si è trovato in rotta di collisione con l'arcivescovo Ruggeri. Tutti e due erano più o meno della stessa idea, non è che Ruggeri fosse tanto guelfo, però c'era la lotta fra uno e l'altro, perché due poteri, no? La lotta fra due. A un certo punto perse il Conte Ugolino, fu imprigionato insieme con figli in poco, 4 anni, perché era vecchio, quando è morto nel 1286, se mi memoria non mi inganna, aveva già quasi 80 anni, era vecchio, quindi probabilmente non erano tutti i figli suoi, c'era stato qualcuno, gli altri erano nipoti, però nella narrazione dantesca dice figli suoi, no? Però probabilmente erano nipoti e figli, o solo nipoti o dischi. Questo Conte Ugolino fu preso dall'arcivescovo Ruggeri, dai suoi ovviamente, e messo in prigione, la famosa Buda, perché era una torre dove venivano tenuti delle attile nel periodo della Buda, e in questa torre fu fatto
scrive l'episodio. Naturalmente Dante accetta una certa versione, un po' poi accetta una certa versione. Se voi leggete la storia, avete almeno 3 versioni della storia di Gesù. Secondo chi la scelta. È chiaro che uno dei parti di guai fa la prima maniera, uno dei parti che viene filmato, ma un terzo la un'altra maniera forte, no? E quindi noi la verità è stata la nostra verità. Bene, finita la promessa, adesso vi leggo, veramente leggo da una edizione di Capoeira del 1880, naturalmente restaurata in maniera mirabile, l'interessamento evidentemente del proprietario Don Paolo, e scusatemi se sarò un po' enfatico, ma ai miei tempi si prendeva a leggere la Divina Commedia in questa maniera, non in maniera chiara come si fa oggi, pratica. E quindi leggiamo dal verso 1 al verso 80 del canto 30. La bocca sollevò il fiero pasto per il peccatore, vengono la tecnica del capo che gli aveva chiesto. Poi tu vuoi che rinnovelli il disperato dolore che il corpo mi preme da tutto il sangue che io tengo. Ma se le mie parole essere ben seme che frutti infami al traditore più rodo, parlare più male. Io non so né perché muovo, ma Fiorentino sempre. Devi sapere che io fui concluito e questi narci sono leggeri, occhi di notte e per l'effetto che sono mai pensieri fidandomi di cui io fossi vero e qualche manco, io non pensieri, però poi che non puoi avere un vero, cioè che nella morte mia cultura udirai e saprai che sono breve per appunto dentro dalla nulla, vai per me il punto della fame, in che conviene un po' che si chiuda, aveva mostrato per il suo forame più lumeggiante, come io feci in mal sonno e nel futuro non si salirà. Questi pareva a me maestro e donne, pensando in dunque in vicino al monte perché i sangue della vita non può. E un gran mare, il chiuso e conte, guarandi con si smonti e non naufraghi, si era messo in campo. Il piccio il corso gli pareva sangue, le palle e figli, e con la lute scale gli parevano vedere freni di fianco. Quando fu destra innanzi alle mani, pianto sentire i sogni del figliolo che era con me e gli mandate il fame. Ben se crudele esecutarmi i vuoi, pensando ciò che il mio corpo annunziava, e se non pianto, di che pianto. Già erano desti e l'occhio si passava e il cibo che soleva essere accolto e per suo sogno ciascuno diventava. Ed io sentii chiamare luce di sopra le mie cose, ma io guardai in viso i miei figlioli senza parlare. Io non piangevo, silenzio di pietà, piangeva meglio, ed anselmuccio mio disse, tu guarda si fa, che hai? Però non lacrimai in me stesso, tutto quel giorno nella notte appresso, in cui tirai per quel terremoto. Come un fuoco di raggio si commosse nel loro carcere, ed io scorsi per 4 mesi in un aspetto stesso, ambo le mani per il loro morte. E poi, pensando che questi per voglia non mancate, i singole ossa e disse, Padre, assai ci siano in dote che ti mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni, e tu le sperti. Quest'anno volta non fanno più questo. Quei dì erano sempre tutti muti. Ai tu la terra, perché non capristi? Forse che prima ai 4.000 muti Gabbo mi si buttò di stella piedi dicendo, Padre mio, che non m'aiuti, qui e come tu mi vedi, io cascarmi 3 ad 1 ad 1, per il quinto e il sesto di uno dei miei, giacevo gran coraggio a ciascuno, e 3 dì di chiamare, poi che tu morti. Quando ebbe detto ciò, gli occhi forti riprese il testo e misero quei denti che furono l'osso comunicato. Ai Pisa, di tu perdere le genti del bel paese ramo dove si suona. Poi che insigne a me con sono lenti, muoversi da caprare la gorgona e facciano siete allarmi sulla voce, sicché gli almenti terri per ciò. E se mi conto Ugolino e a voce d'aver partito pelle e castella, non dovevi i figlioli per correre per il
novella tele, un giorno prima. E questo è Dante di avete sentito, sai così, un po' la grammatica, e certamente io non sono riuscito a rendere la traduzione che non è poetica. Sarebbe stato ben difficile fare la rima e magari scrivere in indicazioni teoriche come Dante, no? Io ho dovuto fare una prosa, ho cercato di dargli un po' di drammaticità, ma non so. Allora adesso devo ho saltato 9 versi perché se no vediamo un po'. Qui abbiamo un po'. Sono giusti per quello. Ma qui hai citato tu. Che il peccatore solleva la voce alla sua e la metta pensionile per dire la voce chi te vuole il carnò e il buon disperato nel penso del cuore sarebbe pensare ma se le mie parole ne resti sementa che la frutta di disonore del fornitore che è parla e la crema non sai che persone ne è stato molto ma te ne parla proprio solo di quanto presente e alla sapere che mi si sta per conto di e stoccare di la non è bisogno di venire che per colpa di che la faccia di faccia parte e poi morto stanti infinito di lui ma che non per poi avessi tu che la memoria è stata dura perché sarà una piccola boccola della mula che parvina sembrava della fame e che bisogna che Dio sarà tanto nuova per lui deve far vedere passare tanti mesi quanti hai fatto in produzione deve far vedere che sarà venuto quando mi sono svegliato la mattina presto hai sentito planti e fiori che era qui e hanno seguito davvero e di mandata le sofferose se ne danno presente poi nel santo che è risultato e se non per planti ormai era svegliato mangiava poca roba che mi portava la mangiare e l'ultimo che anche seduto mi lo portava allora il Signore sarà e hai parlato senza parole di fiori io prendevo perché il cuore della pazza ma io prendeva loro e mi hanno seduto e mi dice guardate che le vado e così non hai la prima e non hai seduto tuttavia era dopo finché non avevo ancora e solo appena che è venuto un po' il ciato nella prigione e tu una fiera di fiori come la mia e sono venuto dove le mani al cuore e loro pensando lo stesso a voi della mano mi sale la sua vita se ne fa manco due chi te ne ha risposto e tu per rispondere allora mi sono fermato ho capito che il Dio è anche più dopo che la dura terra perché non mi sono coperta in varie parti di gatto sanità loro di studio di dice perché non vedi e là le no e come tu te ne vedi dice hai dovuto mai i tre una alla volta perché ormai ora devo passare la prima lettere e quando mi dici clamare anche se era morto tutto il buono veniva a parlare ci ha fatto il corazzato in me e era più forte di Dio hai Pisa guarda buona veramente il bel paese un braccio su Messi siccome io si spera massa cassiate che se muove da caprare la Borbona e a stropelare per tutti i veneri anzi se può sapere il corpo di e beveva per tutto il non beveva la reina e la donna era non che e anche lui piccolo No, come Fernando, scusami, com'è che hai detto digiuno? Deluno. Anche lui. Dedu?
Si usa ancora? Che era più particolare, che era simile al verbo del vescovo, come anche il che è simile al fente. Alla fetta greca. Che bisogna scrivere chiacchiere o di A Belluno scusa il bellunese. Il bellunese usa il chiacca, il praticamente la stessa parte da italiano, una volta arrivato al finale, anche tutta la fedeltà, la eccetera, aveva la fila, e tutto qua che era anche a Sanremo ce l'avevano e basta, tutto il resto non aveva la sera neanche la retta italiana. Quindi lo spagnolo e il resto di greco, non so se mi sa, Mi dica Fernando, mi dica Fernando, cosa voleva? Mi vuole sapere se nel russo esiste una fila, mi pare, no? No, nel russo no, non c'è. Bene, siamo noi teatro romano, non è conosciuto a lui. Adesso facciamo la conclusione. Ringrazio anche voi della presenza e a nome dell'Associazione Letture mi resta che invitarvi al nostro ultimo evento per il 2021 che si terrà a Diano sabato prossimo verso le 4:30. 4:30 e tratterà i costumi arianesie attraverso penso anche una dimostrazione dei calzetti di Diano e il loro collegamento con la tutta l'Europa e il confine orientale. Questo primo evento infatti riguarda il nostro ciclo di eventi di storia costine che abbiamo voluto organizzare in collaborazione con il comune di Budoi e Ariano per questo autunno fino alla fine del 2021 e al momento sembra essere abbastanza seguito anche dal nostro pubblico a casa ma anche dalle televisioni. Vi ringrazio e spero di vederci al prossimo.